Leggiamo pochi versi in Matteo capitolo 11 dal verso 2 fino al verso 6. Matteo capitolo 11 dal verso 2 fino al verso 6. Alleluia. Matteo capitolo 11 dal verso 2 fino al verso 6. Amen. Inizio a leggere, Dio sia lodato. Giovanni, avendo udito parlare delle opere del Cristo nella prigione, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? Gesù rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Amen. Amen. Voglio ripetere quest'ultimo verso: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. È la parola che Gesù manda a Giovanni il Battista per consolarlo, per dargli forza. Perché? Perché si trovava in prigione. Era un uomo dalla statura spirituale altissima, un uomo di Dio, mandato da Dio per spianare la strada al Messia, al Salvatore. E prima di Cristo ha annunciato la salvezza. E diceva di sé: io non sono il Cristo, ma colui che verrà dopo di me, lui è il Salvatore. E quando si è trovato faccia a faccia con Gesù, perché Gesù ha voluto battezzarsi, dandoci un esempio, pubblicamente dichiara: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È lui, l'agnello di Dio, il Salvatore. Un uomo dalla statura spirituale alta, eppure in un momento di difficoltà estrema la sua fede comincia a vacillare. Si trova in prigione non perché avesse fatto chissà cosa, non ha fatto niente, ha solo dichiarato che il governatore di quella regione era nel peccato, perché aveva una relazione adultera con la propria cognata. E quando quest'uomo da lontano lo ascoltava, perché era attratto, Erode del Tetrarca era attratto dalla predicazione di Battista, Giovanni Battista dice: tu devi lasciare il peccato, quella con cui stai non è tua moglie. Per questo Erode lo ha fatto arrestare e si trova in carcere. Dio ci dia la forza di denunciare sempre il peccato. C'è una cosa che Dio odia: il peccato, ma ama il peccatore. Amen. È vero? Amen. E Dio ci dia la forza di non entrare in compromessi. Ma Dio ci ha chiamato ad essere luce, perché Lui è luce e è luce in noi. Amen. Alleluia. Quest'uomo, dopo aver predicato tanti anni la parola di Dio, si trova in prigione. Non so quanto tempo è stato in prigione, ma so una cosa, perché la scrittura ce lo rivela, che da lì a poco gli avrebbero pure tagliato la testa. È successo questo, poi gli hanno tagliato la testa, è morto, perché? Per un capriccio. Durante una festa, la figlia della cognata di Erode ha chiesto in premio la testa del Battista, perché si è esibita in un ballo. Cosa vuoi? Dammi la testa del Battista.
e fecero tagliare la testa al Battista e gliela portarono. Vedete? Il peccato cosa porta? Ma torniamo al Battista, in prigione. Io ho predicato la parola di Dio. Perché mi trovo qui? Non so se ti è mai capitato, ma come Signore io ti amo, perché devo vivere in questa difficoltà che poi passando col tempo negli anni diventa come una prigione. E come è vacillata la fede per un attimo del Battista, sono certo che anche la mia fede e la tua fede può vacillare. È vero? A un certo punto lui sentiva dalla prigione notizie e Gesù operava miracoli. Anche se lui non predicava più, tutti seguivano adesso il Messia, il Cristo, Gesù. E dalla prigione ha questo dubbio: ma è veramente lui? E manda 2 dei suoi discepoli a dirgli: ma sei proprio tu il Cristo? O dobbiamo aspettare ancora? E poco tempo fa aveva dichiarato pubblicamente: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma in quel momento era in tutto il suo vigore spirituale. Adesso in prigione la sua fede viene veramente messa alla prova. Ecco che sorgono i dubbi. Ma è veramente lui? È veramente lui il Cristo? O dobbiamo ancora aspettarne un altro? In quella prigione il dubbio lo torturava. Ed ecco che Gesù invece gli manda una risposta. Io credo che Cristo ci dà sempre una risposta. Non so se hai domande, ma sappi una cosa, che a tutte le tue domande può rispondere Gesù. Gloria al Signore. Sei tu. Gesù rispondendo disse a quei discepoli: andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete. Perché? Perché l'opera di Dio è qualcosa di visibile. Amen? Cosa vedete? Cosa udite? I ciechi recuperano la vista. Gloria a Dio. E Dio sa quanti ciechi ci sono ancora. Non solo ciechi fisicamente parlando, umanamente parlando, ma ciechi spirituali. I leprosi sono purificati. I sordi odono, i morti risuscitano. L'Evangelo viene predicato ai poveri nello spirito. Amen? Questa è l'opera. Andate e riferite questo. Alleluia. Io credo che quella risposta abbia incoraggiato Giovanni il Battista, o no? Avrà pensato: sì, anche se io sono qui, l'opera di Dio va avanti. Avrà ricevuto la certezza che lui cercava. Sì, io sono qui, forse mi uccideranno, ma io so che tornerò al Padre. Alleluia, amen? Alleluia. Ho iniziato il mio percorso, mi trovo in catene, ma l'opera di Dio va avanti. Alleluia, perché l'opera di Dio non dipende da un uomo. L'opera di Dio è di Cristo. E anche se gli uomini possiamo essere afflitti, scoraggiati, a volte impediti, il Signore continua a fare la sua opera. Alleluia. E noi siamo qui grazie a Dio. Alleluia. Nana è arrivata fino a questo punto grazie a Dio. Ognuno di noi è arrivato fino a questo punto, in questa età, grazie a Dio. Perché nonostante i nostri errori, i nostri dubbi, Dio in qualche modo ci ha sempre sorretti. Alleluia. È bella la reazione di Gesù, no? Quando riceve questa domanda da parte di Giovanni il Battista. Fossi stato io,
avrei detto, ma guarda questo ingrato. Ma come si permette di dubitare di me? Ma non sa chi sono io? E invece il Signore è così comprensivo che gli mostra ancora che lo ama, che non si è dimenticato del suo servizio. Che bello, gloria a Dio. Alleluia. Sai cosa ti ha risposto Gesù? Di riferirti quello che abbiamo visto, e noi abbiamo visto con i nostri occhi, sai Giovanni, ci sono guarigioni, liberazioni. Il regno di Dio viene ancora annunciato, anche se tu non predichi più, è Lui stesso che predica. Alleluia. È la parola di Dio vivente, amen? E i nostri occhi hanno visto. Quindi Giovanni, coraggio, gloria a Dio. Rincuorati, vai avanti e affronta quello che devi affrontare. Gloria al Signore, alleluia. Ma ancora il Signore dice: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Questo vale non solo per Giovanni il Battista, ma vale anche per me e per te. Cos'è lo scandalo? È un turbamento che nasce da qualcosa che vivi e che è in contrasto con tutto quello che tu hai creduto fino a quel momento. E rimani confuso, smarrito. Non so se ti sei mai scandalizzato, ma io qua leggo: beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Cioè anche nella confusione, anche nelle prove che possono in qualche modo contrastare la tua fede e la mia fede, non devi mai perdere la speranza in colui che è e che rimarrà la tua salvezza. Amen. 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 Questo vuol dire che anche se ci troviamo nelle prove e nelle difficoltà, umanamente il Signore comprende che possiamo anche a volte entrare nel dubbio e nella confusione. Ma vogliamo chiedere aiuto al Signore e dire: Signore, dammi la forza di continuare a credere che Tu sei il mio Salvatore. Amen. Amen. Alleluia. Vedete, Gesù non giudica Giovanni il Battista e neanche dice: vabbè, dai, chiamerò un altro. Per Gesù siamo tutti importanti. Amen. E anche se si è servito di noi per qualche tempo e dopo per qualche motivo non siamo più in grado di poterlo servire in qualche modo, il Signore non si è dimenticato mai del nostro servizio. Amen. E mai lo farà. Amen. E questa è una grande gioia per me. Amen. Che passano gli anni e quello che fai da giovane, dalle forze che avevi, poi man mano comprendi che non è sempre detto che lo farai sempre, no? Però so una cosa, che tutto il mio servizio, il nostro servizio, è registrato. Alleluia. E quando non avremo più modo di fare le stesse cose di prima, Dio ci darà sempre qualcosa da fare. Amen. Per la sua gloria. Amen. E ti dico un'altra cosa, anche se viviamo nelle prigioni, possiamo continuare a sentirci liberi. Amen. Sei d'accordo? Amen. Perché? Perché Gesù è libertà. Amen. Gli uomini mettono le prigioni, ci mettono in prigione, ma noi continueremo sempre ad essere liberi. Amen? Amen. Alleluia, gloria a Dio. Poi Gesù elogia Giovanni il Battista, vedete? Lo elogia davanti a tutti. Continuando la lettura dice: mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti?
Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via davanti a te. Alleluia. Vedete, non è che solo noi onoriamo il Signore, ma anche Lui onora coloro che lo onorano. Che bello. Gesù non si dimentica. Amen. E quindi quando abbiamo da fare qualcosa del Signore, facciamolo. Amen. Sapendo che lo facciamo per l'opera sua. Amen. Amen? Amen. Alleluia. Addirittura dice: in verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure in quel momento aveva dubitato. Vedete che buono il Signore. Non ci dà il cambio di quello che noi siamo. A volte la nostra fede è alta e raggiungiamo il cielo, tocchiamo il cielo con un dito, a volte le prove, le difficoltà ci fanno vacillare, cadiamo giù. Ma pensate se il Signore ci trattasse come noi trattiamo Lui, no? Il Signore ci ama, punto. Amen. Il Signore è fedele, punto. Amen. Il Signore non cambia mai, punto. È lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. Il Signore rimane fedele, è fedele anche quando noi veniamo meno, Lui è fedele. Amen. Perché Dio ha una parola, Alleluia. è coerente ed è leale. Amen. Amen? Amen. E noi vogliamo sforzarci il più possibile, quello che possiamo fare. Vi dico una cosa, non lo ameremo mai come Lui ha amato noi. Alleluia. Io sono consapevole di questo. Lo amiamo, ma non so se lo amo fino al punto che Lui ama me. Però sono qui e mi affido alla Sua grazia, Alleluia. alla Sua misericordia, e vado avanti giorno dopo giorno confidando in Lui, che ha misericordia di me, mostra sempre la Sua misericordia nella mia vita. Alleluia, e dico grazie Gesù. Amen. Amen. Passano gli anni e dico grazie Gesù. Prendo qualche chilo e dico grazie Gesù. Mi sono caduti i capelli, grazie Gesù. Alleluia. A parte le battute, il Signore è fedele. Non so se hai qualche incertezza questa mattina, o hai una domanda, o sei pieno di domande. Io so una cosa: le tue domande possono essere soddisfatte se tu lo vuoi. Alleluia. Ma è giusto? Questa è la via giusta? Potremmo dire, ma è la Chiesa giusta? È la religione giusta? Beh, Dio non è una religione. E né si può identificare in una denominazione. Dio è amore. Amen. O no? Amen. Amen. Dio è amore. E se ti senti in prigione, come si sentiva ed era in prigione Giovanni Battista, sappi che la tua fede, se tu lo vuoi, può sostenerti. Amen. La tua fede in colui, non nella religione o nella chiesa, no, è la fede in colui che ha fatto le promesse. Amen. Ed è Gesù che ci fa delle promesse. Alleluia. Le sue promesse sono sì ed amen. Amen. La sua promessa è: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vero? La sua promessa è: ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen? Alleluia. Dio è fedele. Gesù è buono. Alleluia. E non c'è altra via salvezza. Non c'è altra via di salvezza se no Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia. Giovanni fece una brutta fine.
gli tagliarono la testa. Poi noi sappiamo che è tornato a Dio che lo aveva mandato. Alleluia. E sai una cosa, ognuno di noi, prima o poi, comparirà davanti a Dio. Amen. Amen. È una realtà che dobbiamo accettare. Alleluia. Gloria a Dio. Nessuno è immortale, ma Gesù ci ha fatto una promessa. Chi crede in Lui ha vita eterna. Amen. Cosa vuol dire questo? Che camperemo in eterno qui? Guarda, il mio corpo invecchia, non so il tuo, il mio invecchia. Ma quello che è dentro di me tornerà. L'origine di ogni cosa. Io comparirò davanti a colui che mi ha fatto. E così anche tu. Alleluia. Chi ha accettato Gesù nella propria vita avrà la porta aperta per entrare nell'eternità. Amen. E un giorno potrai sentirti dire: ecco, figliuolo mio, sei stato fedele in poche cose, ecco per te il regno del Padre mio, l'eternità. Entra benedetto dal Padre mio. Gloria a Dio. Amen? Amen. Chi non ha Gesù nel cuore invece non si sa, io non posso garantirti se un giorno avrai l'eternità. Però posso consigliarti una cosa: mettiti al sicuro, Amen. Amen. accetta oggi Gesù Alleluia, Gesù. e avrai l'eternità. Amen. Ma come faccio io a credere quello che tu mi dici? Io avrò l'eternità. Guarda, lo sentirai dentro di te. Avrai questa certezza nel cuore. Sarai nella presenza di Dio per sempre. Amen. Perché Cristo è fedele. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo.